proposito degli atti sui quali poi ovviamente lavora la procura, la pubblica accusa e i pentiti eccetera, ma sono mafiosi, è gente che ha ammazzato e quindi, come dire, intanto si fanno i loro conti e credono di acquisire benevolenza presso la pubblica accusa o i giudici che poi li giudicheranno, ma poi secondo me restano in contatto attraverso i familiari e non solo con i loro colleghi mafiosi, e quindi non è escluso, anzi io ritengo che siano stati imbeccati proprio dai loro colleghi questi signori mafiosi per farmi danno. Presidente, quindi dopo 13 anni si chiude questa vicenda giudiziaria lunga, tortuosa, poi molti a Catania si chiedono anche, ma lei si candiderà a sindaco? Perché adesso la stanno tirando per la giacca, ce lo dico. No, non c'è una mia candidatura a sindaco. Devo continuare. Sicuramente lei quello che dice non pensa. No, questo l'avete letto, ma è un gossip, non so, oserei dire offensivo, ecco. Ha parlato di un non lo penso. Allora, volete che vi faccia un conto preciso? Dopo aver precisato che tutti noi abbiamo il dovere di dare il massimo possibile alla nostra città, eccetera, eccetera. La sindacatura dura 5 anni. Ora, io ho la mia età, ma voi pensate, io ho fatto il vice sindaco, ho fatto il presidente della regione, ho fatto il presidente della provincia. Devo dirvi che la provincia era più rilassante, lo possiamo confessare. E grazie a Dio ritorno alla provincia. Grazie a Dio ritorno alla provincia. Perché ci vuole una guida politica legittimata dal voto della gente per governare le risorse, ma anche un patrimonio umano di 1 migliaio di persone, 1200, che da sole costeranno 50 milioni l'anno, che senza una guida politica autorevole e legittimata producono molto poco. Quindi si risparmiano 1-2 milioni di indennità, forse molto di meno, per sprecarne 10, 20, 30 di quei 50. Quindi un grande lavoro 20 ore al giorno, ma voi pensate che nell'arco del tempo che Dio vorrà, che il Padre Eterno vorrà, io possa dedicarne 5 di questi anni, giorno e notte, perché poi io mi conosco, francamente sarebbe un peso eccessivo. Diciamo che determinerà allora il prossimo sindaco a Catania, probabilmente anche... Determinerò, se mi verrà chiesto, esprimerò il mio punto di vista. I miei amici, quelli impegnati direttamente politicamente, come ho detto, celebreranno un congresso rifondativo per la città o forse per la provincia il prossimo fine settimana e avanzeranno una candidatura che, come dire, parteciperà al confronto, credo anche con gli altri candidati, per arrivare, se è possibile, se ci sono le condizioni, ad una sintesi. Senta, Calenda a più riprese ha espresso apprezzamento nei suoi confronti. Sì. Lei guarda con favore questo terzo polo? Guardo, devo dire, con rispetto e anche con gratitudine a questa ai suoi apprezzamenti e li ricambio. Non c'è dubbio che noi in Sicilia, questo mio movimento, da quando è nato, si può dire, dal 2005, furono le elezioni comunali, se vi ricordate, nel fronte che vedeva candidato sindaco Umberto Scapagnini. Poi ci furono le politiche del 2006, quelle del 2008, eccetera, eccetera, eccetera. Si sono ritrovati, seppure da autonomisti e da autonomi, in questo schieramento, perché credo che i veri autonomisti non sono né di destra né di centro né manco di sinistra. Devono allearsi o fondersi o ritrovarsi con chi, persegue un obiettivo, quello di dare forza al sud e alla Sicilia, che oggi purtroppo si è perso ampiamente di vista. Comunque ha detto che il suo impegno politico continuerà, magari non da candidato sindaco, però tornerà in politica attivamente. Non tornerò in politica attivamente, ma purtroppo, vedete, c'è questa conferenza stampa, ci siete voi giornalisti, ma c'è tanta gente che non è che mi chiederà sui miei gusti a proposito di pasticceria, oppure di letture, oppure di tempo libero. Mi chiederà e inevitabilmente mi coinvolgerà. Non c'è dubbio che, la mia caratterizzazione principale, quella del mio impegno storico, è nella politica. Lombardo, rispetto alla stagione che lei ha citato, Cuffaro intanto ha riportato a galla la Democrazia Cristiana. I democristiani torneranno sotto un unico simbolo a questo punto? Beh, guardi, quando lei parla dei democristiani, io penso, alcuni di questi li ho conosciuti, l'altro giorno citavo
il particolare dell'incontro con Amintore Fanfani, che era segretario della DC, credo, Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri al tempo stesso, ed era un ometto piccolo piccolo che incuteva timore. Fanfani, De Gasperi, sentii Moro in un comizio bellissimo ad Udine, vidi Andreotti ad un convegno di giovani democristiani a Brindisi. E quando io cito queste persone che hanno fondato la DC e che hanno governato molto meglio, devo dirvi, che nella Seconda Repubblica il nostro paese, e quella era la democrazia cristiana, non ci sarà più, non ci sarà più, anche perché è cambiato il sistema elettorale, anche perché non ci sono più, parliamoci chiaro, i partiti per come li immaginavamo, è cambiato tutto con la caduta del muro di Berlino, ahimè. Fosse rimasto forse ci sarebbero partiti, politica, ideali, valori, passioni,